Venerdì mattina nel Duomo di Treviso i funerali di Gilberto Benetton, scomparso ieri, l'addio della città nella stessa chiesa dove solo 3 mesi fa era stato salutato il fratello minore Carlo. Il cordoglio del Veneto e della Marca per la scomparsa di Benetton, da Luca Zaia al sindaco Mario Conto, dal mondo dello sport a quello imprenditoriale, un 2018 nero per la famiglia di Ponzano, dai lutti la tragedia del crollo del Ponte Morandi. Rispetto a velocità dal governo, il presidente del Veneto e l'autonomia un anno dopo il plebiscito del sì al referendum. Ieri l'incontro col ministro Erika Stefani. A coltellare l'ex compagna, 30enne romeno arrestato per tentato omicidio, il dramma a Verona, la vittima dell'aggressione in gravi condizioni. Shock stamani in pieno centro città, Chioggia, 51enne accoltellato in corso del popolo davanti ai passanti, l'uomo vivo per miracolo, indagini della polizia sull'aggressione. Aiutateci, non siamo in grado di pagare delle famiglie padovane che dovranno restituire i risarcimenti ottenuti per le valvole difettose, il disperato appello alle istituzioni. Il capo dello Stato, Mattarella, non interverrà il 4 novembre a Vittorio Veneto alla chiusura delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, lo ha annunciato il sindaco Tonon. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano, come avete visto e sentito dai titoli, c'è la morte, la scomparsa di Gilberto Benetton, che abbiamo annunciato ieri sera nel corso del nostro telegiornale di Treviso. La cerimonia funebre per Gilberto Benetton si svolgerà venerdì alle 11 nel Duomo del capoluogo trevigiano. La chiesa si trova di fronte alla nuova sede di Edizione Holding, la finanziaria della famiglia fondata dallo stesso Benetton, di cui era da qualche anno vicepresidente. La stessa chiesa, lo stesso edificio sacro dove il 13 luglio scorso era stato celebrato il funerale del fratello Carlo e il 21 febbraio quello di Fioravante Bertagnin, marito della sorella Giuliana. Una scomparsa che ovviamente ha fatto il giro. La notizia ha fatto il giro d'Italia in poche ore, ovviamente il cordoglio dal Veneto e dalla Marca per la scomparsa di Benetton. Sentiamo. 4 fratelli che nella provincia trevigiana hanno creato dal nulla un marchio che ha saputo conquistare il mondo. 4 fratelli, ognuno con le proprie caratteristiche e capacità, messe all'interno del gruppo per farlo crescere fino a diventare un punto di riferimento nell'economia nazionale. Gilberto era considerato l'anima finanziaria della famiglia, 12° uomo più ricco d'Italia e 736esimo al mondo nella classifica di Forbes. Una capacità imprenditoriale che lo aveva portato a trascinare la famiglia oltre il settore dell'abbigliamento, guardando ad altre realtà. Gilberto era vicepresidente della finanziaria Edizione, di Autogrill, consigliere di Atlantia, Mediobanca, Pirelli, Allianz, uomo che preferiva lavorare nel dietro le quinte, riservato, semplice, con una passione che aveva saputo trasformare in successi, quella per lo sport. Nel 2012 venne inserito nell'Italian Basket Hall of Fame per i successi raggiunti con la Benetton pallacanestro. Ma non c'è stato solo il basket. Per alcuni anni Benetton ha fatto di Treviso la capitale dello sport, con i titoli conquistati anche nel rugby e nel volley, senza dimenticare l'avventura del gruppo nella Formula 1. Gilberto è stato un uomo che ha dato tanto alla città, ha dato tanto nel mondo dell'industria, ha dato tanto al mondo dello sport. Tutti noi abbiamo festeggiato gli scudetti della Sisley, della Benetton Basket, della Benetton Rugby, quindi una grave perdita. Io credo che mi sento di portare la solidarietà da parte di tutta la città alla famiglia, che tra l'altro è la seconda perdita nel giro di pochi mesi. Proprio la scomparsa del fratello minore Carlo, pochi mesi dopo quella del cognato, avevano segnato nel profondo Gilberto. Poi era arrivata la tragedia del Ponte Morandi, che aveva duramente colpito tutta la famiglia, come lo stesso Gilberto aveva dichiarato. Un imprenditore che si era fatto da solo, quindi con dei valori ancora molto forti. Parliamo chiaro, non è la razza padrona che è abituata, sono persone che lavorando si sono fatte da solo, quindi capiscono i valori e conoscono ancora i sentimenti molto forti, quindi sicuramente, ma ripeto, l'ha dichiarato, era rimasto colpito molto. Diversi nelle ultime ore i messaggi di cordoglio e ricordo che stanno arrivando dal mondo politico, economico ed imprenditoriale. Assindustria Veneto Centro ha espresso le sue condoglianze alla famiglia. La figura di Gilberto, dice Maria Cristina Piovesana, presidente vicario, è stata un esempio di uomo e di imprenditore che ha saputo unire semplicità, umanità, grande radicamento e affetto verso il suo territorio, con una visione di grande respiro aperta al mondo, che ha concorso a creare uno dei più grandi gruppi industriali del nostro paese. E dopo la notizia diffusa proprio da Antena 3 ieri sera, tante le reazioni. A 20:10 Eringhi il commosso ricordo del pallavolista Lorenzo Bernardi, storico campione della Sisley, dello sceriffo Giancarlo
Gentilini, ma anche il commento del governatore Luca Zaia, che sui fatti di Genova ha detto la malattia ha impedito a Gilberto Benetton di comparire in quelle settimane tragiche. Sentiamo ora alcuni brevi estratti dalla trasmissione di ieri sera. Era una persona che assieme alla sua famiglia a me ha insegnato veramente cosa vuol dire avere una mentalità di un determinato tipo. Io mi ricordo sempre che quando mi diceva nel gruppo Benetton arrivare secondi vuol dire perdere, qui si gioca sempre per vincere. Questo a me mi ha aiutato moltissimo, perché voleva dire crescere quotidianamente, e questa mancanza, anche se purtroppo è un ciclo, la nostra vita è un ciclo e tutto, mi coglie totalmente di sorpresa e mi lascia un vuoto enorme. È bene cercare la verità sulla vicenda poi della vicenda di Genova, però sono sempre stato anche molto fermo nel dire che non si fanno i processi in strada, non si fanno processi pubblici come a qualcuno piace fare. E forse in questo momento qualcuno anche può pensare per quale motivo magari il signor Gilberto non era proprio così presente. Evidentemente la malattia toccava da vicino. E quando ho chiesto qualcosa a Gilberto mi ha sempre detto: Giancarlo, io ti aiuto perché tu sei veramente un personaggio come me che ama la città di Treviso e i cittadini. È stato un esempio, e io credo che personaggi simili difficilmente si affacceranno sulla faccia della città di Treviso. Tengo per mano la mano di Gilberto e di Gilberto: mi spiace veramente di non trovarti più, ma resterai sempre vivo in me con il tuo ricordo. Ecco, cittadini trevigiani, io vi ho detto, il mio cuore sanguina, e questo è una delle cose più belle, perché anche il dolore alle volte si avvicina di più alle persone. Ciao cittadini, ciao Gilberto. Dalle commosse parole di Giancarlo Gentilini allora ripercorriamo, l'abbiamo visto anche nel primo servizio, i lutti, la tragedia di Genova. È stato è un anno davvero terribile per la famiglia Benetton. Il destino in questo 2018 sembra essersi accanito con tutta la sua spietatezza sulla famiglia Benetton, con una serie di lutti e tragedie iniziate nei primi mesi dell'anno fino a ieri sera con la scomparsa di Gilberto. È il 6 febbraio quando in Argentina, durante una cena, Fioravante Bertagnin, marito di Giuliana Benetton, viene colto da infarto. Purtroppo per lui non c'è nulla da fare. Una morte improvvisa che precede di qualche mese un nuovo lutto. Il 10 luglio nella villa di famiglia si spegne il più giovane della famiglia, Carlo, 74 anni, strappato all'affetto dei suoi cari da un male scoperto appena 6 mesi prima. Dopo la diagnosi per il fratello minore erano iniziate visite, consulti, cure. Carlo era quello che amava meno stare sotto i riflettori, ma con gli altri 3 fratelli aveva fondato lo storico marchio diventato famoso in tutto il mondo. È lui che si era occupato in particolare delle materie prime necessarie all'attività tessile, seguendo le vaste tenute in Argentina, per poi occuparsi con l'espansione del gruppo di altri settori come l'agricoltura. Per Giuliana, Luciano e Gilberto la morte di Carlo è una ferita profonda. Ma come se questo non bastasse, il 14 agosto si abbatte sull'Italia la tragedia di Genova, con le sue 43 vittime per il crollo di Ponte Morandi, gestito da Autostrade, società controllata dal gruppo Atlantia, nel cui consiglio di amministrazione sedeva Gilberto. Sarà proprio lui 3 settimane dopo, nel polverone di polemiche e accuse che il disastro ha sollevato, a rilasciare un'intervista rispondendo a chi accusava la famiglia di aver parlato dopo così tanto tempo. Dalle nostre parti, dirà Gilberto, il silenzio è considerato segno di rispetto. La nostra holding ha parlato meno di 48 ore dopo la tragedia, a voce bassa è vero, perché la discrezione fa parte della nostra cultura. Ha però comunicato con parole chiare e inequivocabili un pensiero di cordoglio alle famiglie delle vittime. Con altrettanta fermezza, ha concluso Gilberto, abbiamo dichiarato che verrà fatto tutto ciò che è in nostro potere per favorire l'accertamento della verità e delle responsabilità. L'ultimo capitolo è stato scritto ieri, quando, pochi minuti prima delle 20, con una nota la famiglia ha annunciato la morte di Gilberto. Adesso apriamo la pagina della cronaca e parliamo di un tentato omicidio avvenuto questa mattina a Verona. Una donna romena di 31 anni è in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata dall'ex compagno, un connazionale che questa mattina l'ha aggredita colpendola con alcuni fendenti che l'hanno raggiunta all'addome e al volto. La donna è stata soccorsa dai sanitari del SUEM 118 che l'hanno
trasportata d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento. L'aggressore, un 30enne incensurato che pare non avesse accettato la fine della relazione, braccato dalle pattuglie dei carabinieri, si è convinto a presentarsi al comando provinciale dell'Arma, dove è stato arrestato all'accusa, come dicevamo, di tentato omicidio. Dalla relazione tra i due è nata una bambina che recentemente assieme alla madre era stata presa in carico dai servizi sociali. Mamma e figlia erano ospitate in una casa famiglia e la relazione così si era interrotta. Questo avrebbe portato poi l'uomo ad aggredire la donna. E un altro accoltellamento, sempre questa mattina, ma a Chioggia, e il panico perché è un accoltellamento che è avvenuto in strada, in pieno centro, davanti ai passanti. Ci racconta tutto quello che è successo in diretta telefonica per noi Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Chioggia, dove un uomo questa mattina poco dopo le 9 è stato accoltellato sotto i portici di Corso del Popolo davanti alla chiesa di San Giacomo, dunque proprio nella zona centrale. Si tratta di un 51enne del posto. È stato raggiunto da 2 colpi alla schiena, non profondi, e i medici giunti sul posto poco dopo comunque l'hanno suturato, immobilizzato e poi trasferito d'urgenza all'ospedale locale. Sono ancora da chiarire i motivi del gesto, in corso di accertamento quanto accaduto da parte della polizia del commissariato di Chioggia, giunta sul posto dopo il fatto insieme ai sanitari del SUEM 118. Al momento appunto non si sa null'altro, si sta indagando, gli agenti stanno ascoltando anche il 51enne ferito, quindi nell'edizione del nostro telegiornale serale forniremo ulteriori dettagli. Da Chioggia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, c'è intanto un aggiornamento dell'ultima ora perché l'aggressore si è presentato spontaneamente nella caserma dei carabinieri portando con sé il coltello usato per il ferimento. Sia la vittima, come diceva Ilaria Marchiori, che il suo accoltellatore risiedono a Chioggia. Restano però ignote al momento le ragioni del gesto. Lasciamo per un attimo la cronaca adesso per tornare a parlare dell'autonomia. Ieri la visita del Ministro per gli Affari Regionali e per l'Autonomia Erika Stefani, proprio nel giorno dell'anniversario del plebiscito dei sì al referendum del 22 ottobre 2017, il punto della situazione con Zaia che preme sul governo e dice: mi aspetto celerità. Il gonfalone del Veneto ha sventolato sulla facciata di Palazzo Balbi per accogliere il ministro agli affari regionali Erika Stefani in città per incontrare il presidente Zaia a un anno dal referendum per l'autonomia che lo scorso 22 ottobre ha portato alle urne 2.400.000 veneti. E questo anno l'abbiamo utilizzato, fra l'altro con un governo abbastanza sul vacante, l'abbiamo organizzato per redigere il progetto. Oggi il contratto è pronto dal 2 ottobre e quindi l'attesa per noi inizia dal 2 ottobre, ce l'ha sul tavolo il Presidente del Consiglio, è un bel contratto perché parla di 23 materie ed è solido per un'autonomia vera. A un anno dunque, con i rallentamenti dovuti a 2 legislature, il governatore veneto si aspetta di avere risposte in velocità. Ci aspettiamo celerità, i veneti sono abituati a fare le cose, sono pragmatici, hanno avuto il coraggio di fare un referendum, lo hanno vinto, ci siamo addirittura autoimposti il quorum, l'abbiamo sorpassato arrivando al 60% dell'affluenza alle urne, adesso si va davanti. Del resto questo cambiamento epocale non riguarderà solo il Veneto ma riguarda l'Italia intera, perché tutte le comunità dovranno avere la loro autonomia. Il ministro Stefani ha definito questo anniversario di un'importanza storica. La Regione Veneto ha fatto un lavoro enorme, e un lavoro al quale è seguito il lavoro della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Io il punto della situazione lo ribadisco, noi abbiamo fatto i tavoli tecnici per il Veneto e la Lombardia, il Veneto ha già prodotto una bozza di intesa già agli inizi di ottobre. Oggi ho ricevuto proprio così durante la conferenza stampa la bozza dell'intesa che ha redatto la Regione Lombardia. I tavoli tecnici per l'Emilia Romagna sono già cominciati. Quando il Veneto potrà vedere realizzato questo sogno? Io sono pronta, se fosse per me anche oggi. Il tempo, ci sono stati alcuni colleghi nei Consigli dei Ministri che hanno richiesto di fare degli approfondimenti su alcune richieste di autonomia. E io sono sicura di dare delle risposte tramite anche le stesse regioni, di poter dare delle risposte e quindi di fugare qualsiasi tipo di eventuali dubbi. Zaia si dice fiducioso. Io sono fiducioso sul piano politico perché i compagni di viaggio al governo, i pentastellati, i grillini, chiamateli come volete, si sono spesi per il referendum del Veneto a favore del sì,
sono gli stessi che hanno firmato con noi un contratto di governo che prevede l'autonomia del Veneto, sono gli stessi che hanno votato con noi un DEF che prevede l'autonomia del Veneto e della Lombardia e di chi ne ha fatto richiesta. Questo sotto profilo politico, sotto profilo umano, mio nonno mi diceva sempre che solo i mone non cambiano idea, per cui c'è sempre tempo per migliorare. Parliamo di banche adesso, perché è stata fissata entro la fine di quest'anno la conversione delle banche di credito cooperativo in un'unica banca a respiro nazionale, una indicazione dello Stato su pressione dell'Unione Europea che nasconde, secondo i diretti interessati, notevoli insidie e che però davvero in pochi conoscono. Tu conosci i crediti cooperativi delle piccole banche? No. Sì, nel senso al mio conto e basta. Sai che adesso devono andare o con Roma o con Bolzano? No, non... Secondo te che cosa perdiamo perdendo le piccole banche, nel senso che diventano un grosso gruppo? No, mi cogli in fallo, non sono informata. È solo una delle tante risposte, tutte molto simili, che abbiamo fatto a Vittorio Veneto. In pochi sanno che entro la fine dell'anno le banche di credito cooperativo perderanno la loro autonomia, costrette dallo Stato, su indicazione dell'Unione Europea, ad associarsi in un unico gruppo. O meglio, questa era l'indicazione, subito modificata da chi l'autonomia ce l'ha per farla. Infatti, se all'origine tutte dovevano convergere su un'unica banca con sede a Roma, ora le opzioni sono tre. Roma, ma anche Trento, ma anche Bolzano. E non è un caso se i trentini abbiano rivendicato per l'ennesima volta la loro autonomia, in questo caso economica. Del resto è soprattutto quella che li rende vincenti nella gestione dei fondi pubblici e soprattutto efficienti nei servizi ai cittadini. Una riforma che invece ai veneti rischia di costare cara e chi già sente odore di fregatura sono soprattutto i piccoli imprenditori. Per noi è un disagio perché sono le piccole crediti così sono più a portata della nostra tasca, più a portata di noi, perché certi tagli devono farli, siccome li fanno sempre sulle spalle nostre, qualche volta è bene che le fanno anche sulle... Però è bene che noi ci creano un po' di disagio anche, perché il rapporto diciamo direttamente col direttore eccetera diventa un po' difficile. E anche non è più a nostro agio. Peggio ancora per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro con tanto entusiasmo ma poche garanzie. Per noi le piccole banche sono una risorsa e che per noi insomma che lavoriamo così da piccoli tra virgolette ci dà una grossa mano. Dispiacerebbe appunto che non possono più troppo grandi perché si rischia di perdere il contatto diretto. Esatto, bravo. Infatti proprio così. Ma lei discute con il suo direttore di banca, riesce a parlarci assieme? No, discuto io, mi informo di queste cose che le dico, purtroppo la situazione è questa. E anche chi si informa è talmente arrabbiato che anche senza voce ci tiene a dire. Non mi pare giusto. Adesso un breve istante di pubblicità, poi ancora la cronaca dal Veneto. Vetro. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo alla cronaca, andiamo a Padova. Avrebbe pilotato il concorso per addetto alle relazioni esterne dell'Università di Padova, favorendo la sua fedele collaboratrice. Per questo il direttore generale del BO è indagato ora dalla Procura. Il direttore generale dell'Università di Padova, ingegnere Alberto Scuttari, è indagato dalla Procura Euganea per abuso d'ufficio. Secondo i magistrati avrebbe assegnato il posto di addetta alle relazioni esterne a una sua storica collaboratrice con un concorso che, secondo l'indagine, sarebbe stato creato ad hoc e pilotato direttamente dal direttore generale. L'inchiesta venne avviata un anno e mezzo fa dopo un esposto del sindacato di base CUB che pochi giorni prima della conclusione del concorso aveva avvisato i vertici del BO sul nome del vincitore della selezione, azzeccandolo in pieno. Così quella soffiata è diventata un esposto depositato in procura. Ancora la cronaca giudiziaria, ancora da Padova, la condanna per Vassil Rama, l'albanese meglio conosciuto come l'autista della famigerata Audi gialla. Il processo davanti ai giudici del Tribunale Collegiale di Padova si è concluso con una condanna a 6 anni di carcere ed una multa di 2.400 euro per Vassil Rama, albanese di 38 anni, meglio conosciuto come l'autista di quell'Audi gialla con targa svizzera rubata all'aeroporto Malpensa di Milano, le cui scorribande ad altissima velocità e inseguimenti con le forze dell'ordine compresi seminarono il panico in mezzo a nord-est a cavallo tra il 2015 e il 2016.
In questo processo Rama doveva rispondere di una rapina in provincia di Padova e 2 furti in provincia di Vicenza. Il 16 gennaio 2016 la banda, composta da 3 persone, era penetrata in una villetta di Torreglia rubando capi griffati ed una medaglia in oro, spostandosi poi ad Abano Terme, dove erano stati però sorpresi dai carabinieri. La fuga era stata coperta da alcuni spari di pistola. 4 giorni dopo, il 20 gennaio, doppio colpo in abitazione. A Romano Dezzelino fuggono con 2.700 euro in contanti e oggetti che superano i 6.000. A Cassola preziosi e denaro per addirittura 250.000 euro. I 2 giorni seguenti furono quelli che consacrarono la banda dell'Audi gialla agli onori delle cronache nazionali, con l'auto prima intercettata a Prosecco e la polizia che spara dei colpi in aria, quindi l'inseguimento da Noventa Padovana a Montebello e la folle corsa contromano sul passante di Mestre che costò la vita ad una 58enne russa. Qualche giorno dopo la carcassa incendiata dell'auto fu ritrovata tra i comuni di Onè di Fonte ed Asolo nel Trevigiano, quando evidentemente il trio si sentiva braccato dalle forze dell'ordine. Vasil Rama era stato poi arrestato in Grecia nel settembre 2016. Il caso delle valvole killer, dalle famiglie che ora sono chiamate a ripagare i risarcimenti inizialmente ottenuti, arriva un disperato appello alle istituzioni. In molti infatti non hanno i soldi necessari. A noi, appena finisce l'anno, probabilmente sì, verranno riattivate nuovamente queste cartelle esattoriali e quindi saremo probabilmente nella stessa situazione di Emanuela Varini, quindi situazione drammatica decisamente. La morte del padre di Caterina Benvenu nel 2002 è stata ascritta all'impianto di una valvola cardiaca difettosa. È una delle 3 vittime di una vicenda per la quale si è celebrato un processo. Coinvolti sono in totale una trentina di pazienti, la maggior parte salvati con il reimpianto di protesi differenti. Con l'azzeramento della sentenza di risarcimento tutti si trovano ora a dover rifondere le somme inizialmente ottenute. Ad Albignasego la madre di Caterina aveva ricevuto un conto da 100.000 euro. La loro cartella esattoriale è congelata fino a fine anno, ma ad un'altra vedova è già scattato il primo pignoramento di 1/5 dello stipendio. In molti avranno enormi difficoltà a portare a termine i risarcimenti. Famiglie che lanciano un appello alla Regione perché si decidano i criteri di erogazione dei 300.000 euro inseriti nel bilancio 2018, ma non è l'unico appello. Chiediamo a questo punto al governo o insomma allo Stato che qualche forma di condono rispetto a queste cartelle esattoriali, che vengano stralciate, che vengano annullate, perché non è giusto che noi, in quanto già vittime di questa situazione di mala sanità, che non abbiamo creato noi ma siamo costretti a subirla, dobbiamo addirittura arrivare a pagare e a restituire dei soldi che in realtà ci spettano. Abbiamo argomento il 4 novembre, la cerimonia conclusiva a Vittorio Veneto delle celebrazioni per la fine della Grande Guerra. A quanto pare però l'ospite più atteso a Vittorio Veneto, ovvero il capo dello Stato Mattarella, non ci sarà. Io, non avendo ricevuto una risposta ufficiale dal Quirinale, io credo che il Presidente, come mi era stato a voce anticipato, probabilmente hanno scelto un'unica manifestazione per chiudere il centenario e quindi presumibilmente Trieste, dove il collega sindaco di Piazza ha detto che sarà presente. Il capo dello Stato preferisce Trieste alla città della vittoria e questa è almeno la sensazione dei vittoriesi, in genere dei trevigiani, che aspettavano il Presidente Sergio Mattarella per ricordare l'avanzata della vittoria che portò alla fine della Grande Guerra il 4 novembre di 100 anni fa. Una delusione, considerando che un secolo fa Trieste divenne italiana come l'Istria e si aprì la questione di Fiume del Quarnaro con D'Annunzio. Tutte conseguenze però dell'avanzata vittoriosa degli italiani, che finalmente riuscirono a superare il Piave cancellando l'onta di Caporetto dell'anno prima. Ecco perché Vittorio Veneto è la città simbolo della vittoria e perché proprio per questo era attesa la più alta carica dello Stato. Al sindaco non resta comunque che consolarsi così. Ci saranno altre occasioni, stiamo già pensando, per fare in modo che il Presidente possa essere presente a Vittorio Veneto comunque. Intanto, sempre per quanto riguarda le celebrazioni del centenario, tutto è pronto per il ritorno a Vicenza della Lampada della Pace. La Lampada della Pace, una lanterna che pulsa luce nelle pagine più buie della storia, perché rimanga il bagliore di tante piccole grandi vite sacrificate per i valori più alti, quelli della patria, della terra, della democrazia, della libertà. Nel centenario della Grande Guerra, la Lampada della Pace conclude il viaggio che l'ha portata attraverso l'Italia. La Lampada della Pace è l'iniziativa volta a celebrare in sintesi a commemorare, a radunare, a riassumere tutte le celebrazioni che si sono svolte negli ultimi 4 anni in memoria della Grande Guerra.
Un viaggio lungo che ha portato la Lampada della Pace a Roma, ad Assisi, nelle adunate degli Alpini e nei 4 grandi ossari della provincia di Vicenza, da Asiago a Tonezza, sul Grappa e sul Pasubio. Luoghi sacri per eccellenza perché contengono le spoglie di 85.000 soldati italiani. Il 27 ottobre la Lampada della Pace tornerà a Vicenza con una grande cerimonia che inizierà alle 9 del mattino. Partenza da Piazza dei Signori con la lampada e una camminata pellegrinaggio fino a Monteberico. A metà strada alla Curva del Cristo verranno anche raccolte le associazioni d'arma e altre componenti per arrivare su a Monteberico, dove Monsignor Pizziol celebrerà la messa solenne, chiamiamola così, di fronte a tutto il popolo riunito. Al termine della messa la lampada verrà collocata definitivamente nel santuario di Monteberico. La Madonna di Monteberico è per i vicentini un punto di riferimento in ogni situazione, quindi questa lampada, essendo messaggera di pace, trova proprio la sua collocazione in questo ambito e rimarrà lì definitivamente. La lampada verrà collocata al lato dell'altare maggiore, accanto a un bassorilievo commemorativo che raffigura i 4 ossari della provincia di Vicenza, i 5 continenti e la colomba della pace. Alle 8 di sera poi ci sarà un grande concerto. Il concerto simboleggia praticamente il significato della lampada, cioè è un requiem in memoriam, vuol dire dedicato al ricordo dei caduti della Grande Guerra, scritto appositamente su commissione a questi 2 grandi musicisti italiani che sono Marco Taralli e Maurizio Dones. Siamo in chiusura, fra pochissimo ore 13, oggi è martedì, quindi la giornata dedicata alla salute. Parleremo di chirurgia oncologica mini-invasiva con Marco Massani, primario della terza chirurgia dell'ospedale di Treviso, e Maurizio De Luca, direttore della unità operativa complessa di chirurgia di Castelfranco e Montebelluna. E per questa sera l'appuntamento, come sempre, con 20:10, l'approfondimento dei nostri telegiornali dopo il telegiornale di Treviso. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori. Al mattino il cielo si presenterà sereno e limpido ovunque. Qualche nube in più al pomeriggio, ma senza altre conseguenze. Non sono infatti attesi fenomeni particolarmente degni di nota. Temperature in ripresa, con minime tra 5 e 10 gradi. Valori massimi compresi invece tra 16 e 19 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, con il cielo che risulterà sgombro da nubi al mattino, al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso dal pomeriggio, ma il tempo si manterrà asciutto e stabile ovunque. Temperature in lieve aumento, con minime tra 6 e 8 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 17 e 19 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori alpini di confine, specie al mattino, anche con isolati fenomeni associati. Maggiori spazi soleggiati invece nella seconda parte della giornata. Temperature molto miti, con minime tra 4 e 5 gradi. Valori massimi compresi invece tra 20 e 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.